Allora, domanda è: ha il nostro avversario compenso qui? Un po' di compenso ce lo dovrà pure avere, no? Se no ha un pedone in meno per nulla, poveretto. Ok, abbiamo lanciato una sfida, ci hanno giocato E4. Giochiamo la difesa francese. E4, cavallo F3, D5, C5. Ora c'è ora giocare il gambetto. Questo gambetto si chiama gambetto wing, gioco di 4, una variante interessante. C3. What's this? Cos'è C3? Prendo in C3, posso cambiare le donne. Sta giocando in modo molto tricky il nostro avversario, ma non so, non mi lascia del tutto convinto come sta giocando. Vediamo. D per C5. E se prendo in D2. Ma non dicevano che un pedone è un pedone. Prendo in C5, non sto meglio io qua. Non ha nemmeno l'alfiere in D3. Ok, adesso vuole mettere il cavallo in E4, qualcosa dovrà pur fare anche lui. Va bene. Vuole mettere il cavallo in E4, ne prendiamo atto. Cosa giochiamo in questa posizione? Potrei giocare cavallo D7 o cavallo C6. Allora, domanda è: ha il nostro avversario compenso qui? Un po' di compenso ce lo dovrà pure avere, no? Se no ha un pedone in meno per nulla, poveretto. Allora vorrei giocare cavallo D7, cavallo E4, cavallo E7 per provare ad arroccare. Effettivamente questo cavallo qui potrebbe essere un pochino rognoso. Quindi forse, visto che questo cavallo dà abbastanza fastidio, giochiamo un piano interessante. Allora voglio eliminare questo cavallo. Metto l'alfiere in D7, voglio mettere l'alfiere in C6. Giocherò cavallo E4, giocherò alfiere E7. Il mio piano alfiere C6. Ok, alfiere C6. Sì. Difendo B7. Provo a giocare uno sviluppo di questo tipo, non deve essere male questa cosa. Ok, ora vuole giocare cavallo E4 a tutti i costi. Va bene, vuole giocare cavallo E4. Allora io gioco cavallo D7, cavallo E7. Ora posso giocare cavallo per C6, va bene. A questo punto gioco cavallo D7. Fantastico. Ora schiodo l'alfiere, difendo il cavallo. Dovrebbe funzionare tutto, dovrei riuscire a svilupparmi. E così facendo, se tutto va bene, un pedone, no? Lo scacco in D6 non è così forte. Sembra che abbiamo risolto tutti i problemi all'improvviso. Non è male questa cosa. Ok, ora ha giocato torre C1 e se io prendo... What's this? Cos'è questa cosa? Cioè mi sta lasciando l'alfiere in presa, il cavallo in presa, prende in C5, ma se si cambiano i pezzi, allora questo fattore dovrebbe favorirmi. Allora potrei forse prendere in F2 e prendere in E4. Però forse un po' di gioco, allora proviamo a ridurre i rischi. Lo prendo in B5. Lui prende in C5, oppure prendo in E4. Torre per C5, arrocco e sto meglio. Fiere per 4, torre per C5, arrocco, la forza della semplicità. Fiere per 4, torre per C5, arrocco, devo stare meglio io. Un pedone, ho arroccato, ho eliminato il suo cavallo forte, arrocco, attacco la torre, se la torre va via prendo in F3, prendo in E5. Che cos'è questa cosa? È una schifezza cosa ci aveva fatto il bianco. Può prendere in D7, donna per D7, alfieri contrari, pedoni in più, stiamo meglio. La matematica non è un'opinione. Ok, adesso posso prendere in F3, deve prendere di pedone, perché se no, se non prende di pedone, se prende di donna perde l'alfiere. E poi gioco torre di 8, però forse torre C2. Forse, ma potrebbe essere che magari vinco giocando torre di 8. Torre di 8, cavallo G5, donna per D2. Forse sopravvive lì. Allora, torre di 8, o se gioco torre a D8. Come fa a schiodarsi? Penso un attimo, perché potrebbe essere immediata la vittoria. Quindi io gioco torre a D8, cavallo G5, alfiere G6, e come fa lui a salvarsi? C'è la pressione sulla colonna D. Fiere per G per torre D8, torre C2, una posizione orribile, cioè completamente perso, penso alla lunga, ma si mantiene in vita. Quindi se gioco torre D8, ripetiamo, lancio alfiere per F3 e donna per D2, come si salva?
Abbiamo detto cavallo G5, ora torno con l'alfiere in G6, minaccio sempre donna per D2 se l'alfiere si muove inchiodato. Se gioca torre C2 sempre alfiere per C2, torre D8, game over. Se gioca donna E2 e alfiere per F3 donna per D2, dimenticavo, si dovrebbe essere completamente vinta questa posizione. Ok, alfiere G6, sta l'avevamo vista, tutto difeso, il cavallo tiene 4 e l'alfiere tiene C2, cioè l'alfiere tiene 4, l'alfiere tiene C2, avrà la pressione sulla colonna e è decisiva. Sì, penso che abbia sbagliato, sì. E perché non si può sacrificare i pedoni così a caso in apertura. Ok, donna G4, ok, un pezzo dicono, donna per D2, va bene. Ok, contento lui. Adesso ha fatto un attacco doppio. Abbiamo tanti modi di giocare, il modo più professionale sarebbe cambiare tutto. Cambiamo tutto e andiamo. Torre, potrebbe giocare cavallo per E6, per F5, pensiamo un attimo. Potrei provare a inserire torre di 4, interessante, contrattaccando la sua donna per dare un po' di fastidio. Ora aggiungo la minaccia da attorare il cavallo, va bene. Da questo punto mi piace il cavallo F5, perché poi devi andare in E3, no? Cavallo F5 o cavallo D5? Cavallo D5 attacca la sua torre, la torre si muove, andiamo in E3, ancora meglio, no? Attacchiamo la torre, il cavallo E3, game over, no? Che cavallo E3, attacchiamo la donna e la torre in F1, avvicinandoci alla vittoria. La donna è sotto attacco, se la donna va in caselle strane posso prendere tranquillamente in G2, la donna mantiene la difesa in G2, di G2 a questo punto prendo in F1, posso prendere poi in F4, posso cambiare le donne con donna E3, cavallo per E6, e perché dovrebbe spaventarmi questa cosa? Ok, pensiamo un attimo, abbiamo più tempo, no? Allora, qua penso che potrei vincere prendendo il cavallo, penso che potrei vincere anche con cavallo E3, se prende la torre in F8 domatto in E1, no? O donna E1, potrei iniziare con donna E1, non so se iniziare con donna E1 o un cavallo E3, entrambe le mosse sembrano decisive, cavallo E3 forse, o donna E1. Donna E1, su cavallo per D4, cavallo E3 scoperte matto, giochiamo donna E1 e andiamo. Donna E1, cavallo E3 matto, va bene. Minacciamo matto. Sì, penso che sia finita, no? Riprende la torre, però diamo matto con la scoperta. Non lo so. Cosa può giocare qua? G3. Bene, adesso se facciamo cavallo E3 scoperta, qual è la differenza? Il re non può muoversi, può giocare donna F1, donna per F1. Game over. Ok, quindi andiamo a vedere la partita allora. Vediamo, facciamo l'analisi. Allora qua, no, vediamo comunque a parte gli scherzi. Ora ho giocato la francese, qua ha giocato B4, il gambetto wing, prendo, no, non ho preso, ho giocato D4, qua doveva prendere probabilmente, ha giocato C3, prendo in C3, B per C5, C per D2, e qua incredibile, il motore dice che allora io preferisco il nero, però il motore dice che è vicino alla parità, il motore vede gioco dinamico che io non vedo, no? Qua devo stare meglio, no? Qua il problema è che se io gioco cavallo C6, cavallo E4, cioè se torno con l'alfiere in F8 non posso mai giocare cavallo E7,
Se torno con l'alfiere in E7 non ho case per il cavallo. La mossa più forte che dice il motore è cavallo E7 su cavallo E4 B6. Mi può prendere in C5 ma io arrocco. Questo era il modo migliore di continuare, devo stare bene. Ho giocato alfiere D7, invenzione. Qua secondo il motore stava un po' meglio lui giocando così. Torre B1, alfiere C6. A me sembra giocabile questa cosa. Però effettivamente ora non so bene dove sviluppare il cavallo. Ok. Comunque qua ho violato un principio qua. Cioè ciò che ha fatto lui è stato giocare un po' d'azzardo a caso perché ha giocato il gambetto wing. Ne approfitto di questo video per annunciare che presto uscirà un corso sulla francese sull'Accademia Mattoscacco, che sto già in fase di lavorazione. Qua adesso non potevo svelare i contenuti del corso. Nel corso analizzeremo CPRV4 prendendosi il pedone e lì verrà spiegato bene come giocare contro questo gambetto qua di 4. È una mossa un po' strana per uscire dalla teoria, ma comunque qua ha funzionato. Ho giocato alfiere C6, lui non è andato in E4, ora su cavallo E4 prendo. Il bianco ha giocato alfiere B5, cavallo E7, cavallo E4, ecco qua potevo giocare B6. Ho giocato cavallo D7. Il motore non è entusiasta di questa mossa, dice alfiere per C6. Ah, giustamente, perché poi dopo su B per C6 gioca torre B7, minacciando torre per D7, cavallo per C5. È giocabile questa cosa. Io potrei arroccare, lui gioca torre per D7, io prendo in F2, donna per D7, e qua 2 pezzi per la torre, mo vari pedoni. Si può giocare una cosa così. Ok, qua invece io non ho optato per questa opzione, ho optato per torre C1. Qua perde, alfiere per E4, la mossa più professionale, arrocco. Attacco la torre, se mantiene la coppia degli alfieri va via, perde perché prendo in F3 un altro pedone e prendo in E5, troppo materiale. E lui invece ha giocato alfiere per, ci sono gli alfieri contrari, ma qua è una posizione disastrosa. Qua dicevo, su alfiere per, torre di 8, qua torna in C2, partita persa alla lunga ma resiste. E qua è meglio eliminare gli chance di resistenza, raddoppio, minaccio alfiere per F3, donna per D2, non a torre C2. Su torre 1 prendo e prendo. Sposta l'alfiere, prendo in D1 e perde. E qua ha giocato cavallo G5, ho giocato, no, scusa com'è andata, la torre di 8, cavallo G5, alfiere G6. Ah, poteva tornare indietro, sì, però se torna indietro alfiere H5 e minaccio la stessa cosa, torno indietro, forse qua magari posso cambiare anche giocando magari alfiere F5, la stessa cosa, alfiere G4, effettivamente così sembra che possa salvare il pezzo, non l'avevo vista, però posizione completamente persa. Comunque posso prendere in F3, in E5, pedoni in più, e tecnicamente si vince, però effettivamente poteva salvare il pezzo. Io ho giocato donna G4, ora col pezzo in più non ha nulla. Torre D4 perché attacco la donna che difende il cavallo, se la donna si sposta il cavallo cade, tipo su donna H3 il cavallo cade. Gioca F4, indebolisce questa casella, attacco, quindi guadagno già minimo la qualità, no? Attacco la torre e attacco e entro in E3 attaccando tutto. Con H3, se va in H4 prende matto addirittura, prendo, cavallo per E6, qua non so, forse posso prendere ma meglio minacciare matto, se prende in D4 matto, e non ha mosse interessanti per parare questa scoperta, il re non può muoversi, la donna non può fare spazio, donna G4 prende comunque matto, su G3 matto, abbandonato. Una partita interessante, vedremo presto altre partite, no? E vediamo se troviamo altri giocatori che ci mettono in difficoltà e vediamo di magari sperimentare qualche altra apertura, perché no?